questo punto chiamerei la dottoressa Teresa Pellegrino, che sarà lei che coordinerà il prossimo tavolo di lavoro. Prego, Teresa. Salve, buonasera a tutti. Sentite? Allora, come l'innovazione cambia l'attività dei confidi? Questo è il tema del tavolo. Gli ultimi dati di Banca d'Italia ci indicano che l'offerta di credito continua a scendere, una discesa che è iniziata già nel 2022. I criteri di offerta applicati dalle banche ai prestiti delle aziende sono divenuti più restrittivi in ogni ripartizione. L'irrigidimento delle condizioni si è manifestato attraverso una riduzione delle quantità concesse e un incremento degli spread applicati che niente hanno a che vedere con gli aumenti invece dell'IRS e dell'Euribor. Quindi possiamo ben immaginare quali sono i livelli dei tassi. Siamo partiti da l'1,50 di gennaio 2022 al 10,50, se tutto va bene, di gennaio 2023. E in questo scenario dobbiamo ricordare come negli ultimi anni le molteplici novità normative, la pandemia e la collegata crisi finanziaria hanno prodotto importanti trasformazioni nel mondo del credito e del sistema dei confidi. I confidi, nonostante tutto, hanno tenuto il passo ed affrontato le difficoltà del cambiamento e hanno fatto di necessità virtù. Hanno saputo sfruttare l'opportunità, sviluppando anche nuove risorse per il sostegno al credito delle PMI. Grazie all'attività svolta in smart working e con l'utilizzo quindi maggiore degli strumenti dei PC, delle tecnologie in generale, si è prodotta quindi una velocizzazione nell'uso del digitale anche nel sistema della garanzia e si è impegnati sempre di più in attività che giudichiamo, almeno noi, innovative, oltre che ad alcune grosse novità. Si tratta quindi di ricordare che il credito diretto, ad esempio, per i confidi è nato proprio durante il periodo della pandemia, per supplire a quella mancanza di credito che per ovvie condizioni magari le banche non riuscivano a concedere. Abbiamo iniziato ad avere prodotti diversi, abbiamo iniziato a lavorare con le fintech, con le digital bank, con CDP per quanto riguarda il credito diretto legato alla provvista. Per cui noi siamo parte del cambiamento ed abbiamo dimostrato in questi anni di avere ampia capacità di adattamento a quelle che sono le novità. Per questo penso che il percorso sia tracciato, che ne facciamo già parte e che guardiamo con fiducia al modello del futuro, anzi del nostro presente, che include anche la sostenibilità, l'etica sociale all'interno dell'azienda. In altre parole, i discorsi che ormai stiamo sentendo negli ultimi periodi legati alle ESG. A questo punto la domanda è d'obbligo: come l'innovazione cambia l'attività dei confidi? Ne parleremo ed invito a salire sul palco con CDP, con Livio Schmid, responsabile istituzioni finanziarie di Cassa Depositi e Prestiti, se c'è. Per i limiti con Fabio Bianchini, Head of Building. Per FEI con Stefano Brigoli, responsabile senior delle unità di transazioni multinazionali. Viene direttamente? Va bene. Allora, due parole solo su CDP, col rapporto con noi. Con il protocollo d'intesa sottoscritto tra CDP e i confidi si è aperta una proficua collaborazione a sostegno delle PMI. Il protocollo è stato siglato nel 2019. Diversi gli strumenti di debito creati a supporto dell'impresa per il tramite dei confidi, dal plafond di liquidità. CDP fornisce provvista finanziaria ai confidi per facilitare l'accesso al credito alle imprese, alle piattaforme di garanzia. CDP concede garanzie con CAP sulle prime perdite, attivato misure di controgaranzie con risorse regionali, nazionali e comunitarie, consentendo quindi alle imprese di ottenere finanziamenti a migliori condizioni.
CDP può costruire sezioni speciali con i fondi PMI e sostenere la concessione di nuove e maggiori garanzie a favore dell'impresa. Per cui se gentilmente ci può illustrare qual è stata l'operatività sul credito diretto e sulle provviste dei confidi. Prego. Bene, grazie a tutti, grazie per l'invito, grazie per la possibilità di essere di nuovo qui a confrontarci a distanza anche di qualche anno dall'avvio del plafond di provvista, ma anche di iniziative che sono partite più di recente. L'idea è quella di portare alcuni dati, raccontare dove siamo, cosa abbiamo fatto, come abbiamo provato a mantenere gli strumenti e possibilmente capire come poter ancora migliorare e fare di più. Diciamo in breve, il nostro modello di servizio è un modello di servizio che, come sapete, prevede la possibilità di avere un rapporto diretto con imprese solo di dimensioni oltre 50 milioni di fatturato, e quindi siamo però orgogliosi di dire che la componente cosiddetta indiretta, quella che sfrutta la collaborazione, la sinergia, la complementarietà col sistema degli intermediari finanziari, tutti, non solo le banche, ma anche i confidi, ma anche le società di leasing, è un qualcosa che sui nostri numeri pesa come prima entità in termini di risorse mobilitate. Facciamo in via indiretta più di quanto facciamo in via diretta, più di quanto facciamo da 170 anni con gli enti locali, più di quanto facciamo a supporto delle infrastrutture. Questi sono un po' la nostra cassetta degli attrezzi sul mondo indiretto. Mi concentrerò oggi sulla parte 1 e 2, il plafond di liquidità, il plafond confidi e le piattaforme di garanzia. Devo dire che la dottoressa Pellegrino ha fatto un'introduzione eccellente, devo dire veramente ha ben raccontato in sintesi quelli che sono i nostri prodotti. Non perderei tanto tempo su questa slide, il plafond è noto, le sue caratteristiche sono ovviamente conosciute. L'idea vincente è stata quella di, sempre nell'ottica di massimizzare le sinergie istituzionali, andare a creare un link forte tra la nostra provvista e l'azione del Fondo di Garanzia per le PMI, perché la presenza di una garanzia pubblica all'80% unita alla componente di pegno di titolo di Stato consente a CDP di in qualche modo andare oltre la valutazione del merito di credito del singolo confidi, ma associare a questo prodotto un rischio Stato, Stato che consente in qualche modo di applicare poi condizioni economiche veramente a tassi calmierati e particolarmente quindi utili perché ci sia un trasferimento del beneficio sulle piccole e medie imprese. Quali sono i risultati a poco più di 3 anni dal lancio del prodotto? Noi abbiamo 22 confidi operativi, appena due hanno anche aderito come confidi garanti, ossia con quella possibilità di cui poi parlerò brevemente, in qualche modo di operare anche tramite il meccanismo della controgaranzia per superare quel vincolo rispetto a imprese che già oggi o dopo la riforma del fondo non avranno più una garanzia all'80%. Abbiamo quindi ancora 10 confidi che non ci utilizzano, ovviamente non abbiamo la velleità di dover necessariamente attivare questo prodotto con tutto il sistema dei confidi vigilati, ma insomma averne 22 operativi per noi è già un motivo di orgoglio e di grande soddisfazione, perché evidentemente coglieva questo prodotto un fallimento di mercato, c'era una difficoltà al di fuori degli strumenti messi a disposizione da Cassa Depositi e Prestiti ad accedere a liquidità a tassi contenuti per attivare quella gamba della trasformazione anche strategica dei confidi, visto che parliamo di innovazione, affinché offrissero prodotti nuovi e in qualche modo potessero diversificare le proprie fonti di conto economico. È un plafond che noi manuteniamo nel tempo, non è un qualcosa di statico. Nel 2022 su istanza delle associazioni abbiamo incrementato il volume di utilizzo mensile a 5 milioni e soprattutto abbiamo aperto, prima che le normative in
in qualche modo nazionali e comunitarie avessero pieno sviluppo in questo senso, alla possibilità di considerare ai fini dei parametri di bilancio anche i fondi pubblici, quota parte dei fondi pubblici affidati in gestione ai confidi. Quindi attraverso questa modalità di intervento gli spazi operativi dei singoli confidi sono aumentati, proprio perché è un prodotto vivo in trasformazione, non c'è più oggi la garanzia, lo sapete meglio di me, ne abbiamo parlato, all'80% su tutte le potenziali controparti. Col meccanismo della riassicurazione consentiamo in qualche modo di accedere alla nostra provvista anche per quelle imprese che oggi o domani non dovessero più avere dal fondo di garanzia una copertura integrale all'80%, e quindi anche per evitare meccanismi di selezione avversa nell'individuazione di quelle che sono le imprese da voi finanziate con il nostro funding. Questa è la fotografia dei 22 confidi utilizzatori. Più volte mi dite bisogna aumentare gli spazi di operatività. In parte l'abbiamo fatto aprendo ai fondi pubblici. Come vedete la situazione è una situazione comunque diversificata. Quello che è successo in questi anni è che i parametri di bilancio in base al quale noi classifichiamo in 5 classi i confidi sono tendenzialmente migliorati, o almeno migliorati fino al 22, con qualche segnale un pochino diverso nel 23, ma in generale c'è stata una tendenza al miglioramento della classe di valutazione e quindi alla possibilità di accedere al nostro funding. Abbiamo oggi sui confidi convenzionati un'operatività residua di 80 milioni, abbiamo sui 10 confidi non convenzionati oltre 100 milioni di possibilità di erogare nuovo credito. Non sono, attenzione, numeri statici, perché il plafond è dotativo, quindi se voi avete tirato 3 anni fa una linea a 5 anni, avete cominciato a rimborsare e quindi ovviamente il rimborso della rata del finanziamento verso CDP in automatico vi crea, a parità di altre condizioni, la possibilità di accedere a nuova finanza e sostenere nuove imprese. Qui vado un po' veloce, però mi sembrava, insomma, non è un gioco e non sono medaglie, però ci siamo un po' divertiti a raccontare, a dividere il mondo dei confidi, visto che oggi siamo ospiti di Fedart, dividendo i 22 confidi tra i 9 operativi appartenenti a Fedart e gli altri appartenenti ad altre associazioni per vedere se c'è qualche differenza in termini di caratteristiche dell'operatività, in termini di quindi caratteristiche dei prestiti erogati alle imprese o tirati da parte di CDP. In termini di durata direi che le informazioni sono abbastanza omogenee. I confidi Fedart hanno tirato provvista fino ad ottobre per 106 milioni, i restanti confidi per 80, quindi c'è una leggera prevalenza, ma in termini di durata non vediamo differenze particolarmente significative. Andiamo avanti. Possiamo andare avanti? Sì. No, questo è sempre... Ho qualche problema nel proseguire con le slide. Vabbè, provo ad andare a braccio, poi sperando che vediamo. Sì, qui siamo andati un po' troppo avanti. Ecco, questa è l'altra slide. Qui parliamo di tipologia delle condizioni a cui i confidi hanno chiesto la provvista CDP. Voi sapete, noi eroghiamo a tasso fisso o a tasso variabile. Qui c'è una qualche differenza. I confidi Fedart hanno ritenuto in maniera più che proporzionale ricorrere a erogazioni a tasso fisso rispetto al restante mondo di confidi.
Questa è la distribuzione invece per durata delle erogazioni dei confidi della richiesta di utilizzo da parte di CDP ai confidi. Direi che su questo non ci sono particolari differenze. Questa invece è la distribuzione delle risorse erogate dai confidi alle PMI. Anche qui non rileviamo particolari differenze, quello che emerge invece è una differenza importante in termini di volume, di dimensione media dei finanziamenti erogati a valle, in quanto il mondo Fedart si attesta attorno ai 44.000 euro come volume medio dei finanziamenti, mentre il mondo no Fedart si attesta su una cifra media di circa 80.000 euro e quindi con una dimensione dei finanziamenti alle imprese un pochino più elevata. Andiamo avanti, qui c'è una differenza più marcata, parliamo della tipologia di tasso applicata alle imprese, in cui i confidi Fedart, che pure avevano tirato come gli altri prevalentemente a tasso fisso, erogano in maniera più che proporzionale a tasso variabile rispetto alle imprese beneficiarie. Qui di nuovo è una rappresentazione per classe d'importo in cui, come dicevamo prima, c'è tendenzialmente da parte dei confidi Fedart una tendenza a erogare volumi un pochino più contenuti, quindi a un numero di imprese ovviamente proporzionalmente più elevato. Questa è una fotografia invece che racconta la differenza in termini di finalità del finanziamento, in cui la componente Fedart è un pochino più spinta sulla componente di circolante, viceversa il resto dei confidi hanno una componente a fronte di investimenti leggermente superiore rispetto all'altro gruppo. Per chiudere questa carrellata di numeri insomma, di confronto, non ravvisiamo in termini settoriali grandi differenze tra le due categorie di confidi, se non forse in ambito Fedart una componente legata al mondo delle costruzioni un pochino più elevata rispetto al mondo dei confidi non Fedart. Insomma, questa è semplicemente una fotografia, ovviamente non c'è nessuna pagella, nessuna considerazione particolare, però ci sembrava interessante raccontare l'impatto, che è un impatto importante. Ci sono migliaia di micro e piccole imprese soprattutto, che grazie a questi strumenti hanno avuto accesso al credito, l'hanno avuto in un momento particolarmente complicato per le condizioni economiche, prima il Covid, poi la crisi energetica, la guerra russo-ucraina, e quindi aver aperto un canale e aver dato 200 milioni di risorse ai confidi in questo periodo noi riteniamo abbia senz'altro colmato un gap di mercato, e quindi è uno strumento di cui noi siamo molto contenti e speriamo possa continuare, migliorare ed essere ulteriormente di supporto per sostenere quella tipologia di imprese che magari le banche faticano maggiormente a servire. L'ultima slide di confronto è una slide territoriale, c'è qualche differenza, ma insomma dipenderà anche un po' dalle caratteristiche questo della distribuzione tra i confidi Fedart e non Fedart, in cui appunto nelle regioni centrali e nel nord-ovest c'è una presenza più che proporzionale, mentre nelle regioni nel nord-est e meridionale c'è una presenza un pochino inferiore. Vado velocemente, mi avvio alle conclusioni, a raccontare la componente di strumenti di garanzia, perché penso sia importante anche questa per rappresentare un po' quella che è la nostra filosofia di intervento, cioè
c'è qui l'amico e collega Stefano Bracoli del FEI che vi racconterà cose sicuramente interessanti e più interessanti delle mie. Con il FEI noi abbiamo fatto negli ultimi anni questa roba qua, che significa circa 1,4 miliardi di fondi europei sostanzialmente gratuiti, che grazie all'ottima collaborazione tra FEI e CDP abbiamo portato al fondo di garanzia, perché il fondo di garanzia a parità di altre condizioni potesse fare quelle cose importanti, straordinarie, utilissime che ha fatto che fa da sempre e che ha fatto in particolare nel periodo del Covid. Siamo orgogliosi di questa collaborazione perché ha fatto l'Italia come primo paese nell'utilizzo di moltissime facility europee. Abbiamo annunciato, non è in questa slide, un'operazione anche sul nuovo programma InvestEU che aspira a sostenere sempre con fondi europei nuovi finanziamenti nei prossimi 3 anni per circa 4 miliardi e mezzo di finanziamenti. Una quota di questi finanziamenti ovviamente potrà essere e dovrà essere erogata anche dal sistema dei confidi che ovviamente come tutti i soggetti finanziatori ha potuto beneficiare in via diretta del fatto che queste risorse sono state apportate al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. Abbiamo fatto in Emilia-Romagna 2 iniziative interessanti, ne parlavo con qualche collega prima, di strumenti finanziari in cui noi selezionavamo dei confidi, i confidi supportavano la Regione nel sostenere programmi di investimento regionali a supporto, il primo delle attività manifatturiere, il secondo del settore del turismo. Avevamo concluso poco prima dell'alluvione di maggio una lettera di intenti per partire con nuove iniziative, c'è stata poi l'alluvione e quindi questo ha dovuto necessariamente nel breve termine un po' riprogrammare quelle che erano le esigenze, gli indirizzi della Regione sull'utilizzo delle risorse nel nuovo periodo di programmazione, ma contiamo nei prossimi mesi di riproporre un'iniziativa con i confidi in cui la Regione dà sostegno alle politiche produttive delle imprese, i confidi garantiscono le banche a realizzare quegli investimenti e hanno un ruolo di accompagnamento, di supporto alle imprese, che è un altro modo per diversificare le attività verso quella consulenza, quel service che assieme al credito diretto può senz'altro rappresentare una chiave di lettura e di sviluppo e di crescita per i confidi nella trasformazione di cui oggi abbiamo tanto parlato. Chiudo con un'iniziativa importante per noi, le sezioni speciali del Fondo di garanzia. Sapete, esistono da tanti anni, sono state utilizzate da tante regioni, hanno consentito a tante banche e confidi di approfittare in qualche modo di condizioni migliorative. Noi siamo lo strumento per apportare fondi privati al fondo di garanzia. Abbiamo attivato quest'anno, in una situazione in cui la riforma del fondo era ancora un po' in mezzo al guado e quindi queste sezioni speciali avevano un'utilità un pochino marginale, 11 sottosezioni, 7 con casse di previdenza professionali, 4 con questi 4 confidi che in tempi non sospetti, prima della crisi Covid, avevano creduto in questa iniziativa. È partita a maggio, sono partite a maggio queste prime sottosezioni, abbiamo per ora solo i dati di 2 mesi di operatività perché la rendicontazione è semestrale, questi sono i dati al 30 giugno, ma insomma in 2 mesi 165 operazioni, prevalentemente di controgaranzia e riassicurazione, in cui come sapete la sezione speciale consente di portare al 90% la copertura della riassicurazione in automatico e in garanzia diretta e quindi per crescere tra il 60 all'80% per quelle operazioni in fascia 1 e 2 per il circolante. Insomma non sono numeri piccoli in 2 mesi di attività. Rispetto a un finanziato di 16 milioni, queste sottosezioni in 2 mesi hanno consentito di incrementare la componente garantita di 1,2 milioni fino a un livello di 10,4 milioni. Nei mesi successivi al 30 giugno
le 2 più piccoline hanno esaurito le risorse, le 2 più grandi sono ancora operative. È un modello che ovviamente andrà testato e secondo me sarà ancora più efficace probabilmente dal 2024. Parlavo con alcuni colleghi presenti in sala che hanno attivato queste sottosezioni e che ne erano molto contenti. Dovranno essere forse loro più di me i testimonial dei vantaggi che hanno riscontrato nell'attivare questa operatività. È un qualcosa in cui noi crediamo molto, perché si è parlato molto di garanzia privata, garanzia pubblica. Questo è esattamente il modo per far sì che la garanzia privata abbia quelle caratteristiche di ponderazione zero che da solo non può avere e in qualche modo diventi sinergica e complementare alla garanzia pubblica. Ho chiuso, ci sono poi i nostri contatti. Riporto questa slide veramente non per fare pubblicità al plafond CDP. Questi dati stanno sui nostri siti, sono pubblici, siamo tenuti a pubblicarli, lo facciamo da 3 anni con voi e da 15 con le banche sui plafond che attiviamo da tempo. All'inizio, quando i tassi erano negativi, potevo venire in questi consessi addirittura a dire che noi erogavamo a tasso zero, perché questo succedeva. I tassi non sono più negativi, non eroghiamo più a tasso zero, ma il margine che applichiamo, come vedete, sulle durate breve è dello 0%. Questa a testimonianza del fatto che CDP è un'istituzione che insomma crede in quello che fa, rinuncia anche magari ad avere un margine di interesse un po' più rotondo se vede nelle attività che fa un'attività che possono avere un ritorno istituzionale, di sistema, di supporto agli intermediari, perché noi serviamo se facciamo questo e non se facciamo altro. Grazie a tutti. La Digital Banking Limiti si presenta come un'importante offerta di finanziamenti digitali innovativi alle PMI, vicina al mondo dei confidi, con proposte come la cartolarizzazione, la garanzia, la provvista e il credito diretto. Pertanto parlaci dei nuovi prodotti che si stanno realizzando con i confidi, sia di erogazione diretta che di cessione dei crediti, e in particolare le impressioni inerenti al rapporto tra le evoluzioni informatiche dei confidi. Prego. Buonasera a tutti, grazie per l'invito e grazie alla dottoressa Pellegrino. Prima di partire con l'esposizione di quelle che sono le forme di collaborazione più recenti, che più innovative che abbiamo trovato con i confidi, riparto un attimo dai numeri e dal contesto che ci ha portato a percepire la necessità di trovare un modo di collaborare con qualche operatore. Poi guarda caso i confidi sono stati proprio l'operatore elettivo, quello con cui è nato un amore spontaneo. Alcuni numeri li abbiamo già visti oggi, però li riprendo un attimo, mi scuso se leggo ma non voglio sbagliare. In Italia ci sono oltre 1 milione di piccole imprese, impiegano circa 10 milioni di italiani. Queste imprese sono piccole, piccolissime, e sono quelle che in questo momento stanno veramente attraversando una fase complicatissima, lo vediamo tra poco. La dottoressa Pellegrino prima ha citato i dati della Banca d'Italia. Se alziamo un attimo lo sguardo e andiamo alla BCE, sulla Lending Survey, ultima uscita terzo trimestre 2023, con grande sorpresa, ulteriore stretta creditizia. Questa volta però si aggiunge, se ricordo bene la prima volta, oltre le aspettative stesse delle banche, la stretta creditizia. Qualche articolo che era apparso sulla stampa questa settimana, il 13/11/2023, indagine Confcommercio e Format Research, per cui il 40% delle aziende del terziario nel 2023 ha ottenuto meno denaro in prestito di quello che aveva richiesto o non ne ha ottenuto affatto. 8 imprese su 10 hanno registrato un aumento del costo del credito a causa dell'inasprimento dei tassi di interesse. Il peggioramento, questo molto grave, delle condizioni finanziarie costringerà, è sempre tratto dalla stampa, il 40% delle imprese
a rinunciare in tutto o in parte agli investimenti programmati, in particolare crescita, sicurezza e innovazione. Il nostro è un paese che, se smette di innovare, è un grosso problema, perché di certo non possiamo competere sul prezzo con altri player internazionali, ad esempio come la Cina. Carlo Sangalli, presidente di Confcommercio, dichiara che le imprese più colpite saranno quelle di minori dimensioni, poi possiamo anche vedere perché abbastanza facilmente, che dal 2011 ad oggi i finanziamenti a favore delle imprese italiane con meno di 20 dipendenti si sono ridotti del 35%. Da Affari e Finanza della Repubblica, i dati di Bankit e Abit di settembre mostrano come alle imprese italiane in un anno è mancato il 5-6% dei fidi, quindi sono circa 60 miliardi. Alle microimprese va molto peggio. Gli artigiani di Messe stimano meno 8,7% di credito sulle realtà con meno di 20 addetti. Fondo Centrale è da oltre un triennio la porta principale di accesso al credito per oltre 1 milione di piccole e medie imprese, che impiegano appunto 10 milioni di italiani. Tuttavia, il calo dei crediti garantiti nell'ultimo anno è del 23%, 31% per le aziende che hanno meno di 10 addetti. Oltre il 50%, questo è molto importante, del supporto fornito dal Fondo Centrale di Garanzia è andato a favore delle imprese con un fatturato inferiore a 2 milioni. Circa il 30% a favore delle imprese che hanno un fatturato tra 2 e 10 milioni e la parte restante a favore delle imprese con fatturato superiore a 10. Quindi le imprese che hanno beneficiato maggiormente delle garanzie prestate dal Fondo Centrale di Garanzia sono proprio quelle che in questo momento stanno subendo gli effetti della stretta creditizia, e c'è qualcuno che già parla di credit crunch più che di stretta creditizia. E in ogni caso che stanno subendo anche il rialzo dei tassi di interesse. Queste imprese, lo dicevamo prima, non possono smettere di investire, o meglio, se smettono di investire, mettono a rischio la propria continuità, perché non riescono più ad innovare. E in questo momento il passo con cui l'innovazione arriva nel mercato è sempre più veloce. Anche tralasciando per un istante la fase congiunturale, quindi tralasciamo per un istante il rialzo dei tassi di interesse. Ricordo tra l'altro che forse sulla Stampa Repubblica c'era un pezzo in cui si diceva che le uniche banche che stanno continuando a fare credito alle imprese sono le Challenger Bank. Questo da una parte ci fa piacere, siamo una Challenger Bank, dall'altra parte però sconta un effetto negativo molto importante. Le Challenger Bank hanno un costo della raccolta che è molto più alto. Basta che voi andate a vedere il sito internet di Illimity, non è un segreto, noi in questo momento a 5 anni raccogliamo presso il pubblico al 5,75. Fate i conti, dal 5,75 bisogna metterci un po' di profitto, il costo del rischio, pagare la struttura e arriviamo ai tassi di cui parlava la dottoressa Pellegrino prima, che non sono sicuramente tassi facili da sopportare per un'impresa che deve innovare e che deve innovare in un contesto di grandissima incertezza. Tralasciamo per un istante tutto questo quadro, guardiamo a come si sta muovendo il corpus normativo che sta ridisegnando il mercato del credito, in particolare se guardiamo tra tutto alle linee guida sulla concessione e monitoraggio del credito rilasciate dall'EBA, e queste linee guida poggiano su alcuni capisaldi fondamentali: l'approccio forward looking, il monitoraggio nel continuo del rapporto, la fattorizzazione nelle previsioni di cash flow di fattori ESG, non solo in termini di evoluzione della normativa, ma anche di evoluzione nelle abitudini di consumo dei consumatori stessi. Bellissimo se stiamo finanziando l'ENI, che probabilmente ha un ufficio studi che può dedicarsi a tutte queste cose. Il 1 milione di imprese che occupa i 10 milioni di italiani, se tutto va bene, ha un figlio giovane che ha sentito parlare di queste cose e magari sta finendo l'università, un direttore amministrativo finanziario o un buon commercialista. Di certo non ha una squadra di 20 persone che può elaborare piani su piani continuamente e tenerli aggiornati su base praticamente giornaliera. E per questo e per fortuna che abbiamo probabilmente trovato nei Confidi quello che è il partner ideale per cercare di arrivare sulle piccole e medie imprese, perché poi i Confidi, lo dicevamo prima,
abbiamo sentito tante volte, non solo aiutano nell'erogazione del credito, ma in qualche modo affiancano anche da un punto di vista consulenziale le imprese. Ma allora non è tutto così triste, adesso svolta, Ma qual è il ruolo delle banche in questo scenario? Allora, se andiamo a rivedere qual è il ruolo essenziale delle banche, le banche dovrebbero convogliare le risorse raccolte presso il pubblico, quindi i risparmi, verso le iniziative virtuose, quelle che devono essere finanziate. In altre parole, le banche devono fare credito. Questa è l'attività principale delle banche. Il nostro amministratore delegato, lo ripeto perché mi piace sempre questa frase, dice fare utili essendo utili. Se non facciamo utili è un problema, non duriamo come banca, se non siamo utili è altrettanto un problema, però, perché vuol dire che non riusciamo a lasciare un'impronta. Il Limiti, in particolare, è una banca di imprenditori per imprenditori. Abbiamo una sola missione: finanziamo le piccole e medie imprese. Le finanziamo con tutti i nostri desk. Abbiamo un desk che si chiama Growth Credit, sostanzialmente segue le aziende piuttosto grandi, quelle che magari hanno progetti di sviluppo, di acquisizioni o che sono acquisite da private equity e quindi hanno dimensioni importanti e prevalentemente hanno bisogno di finanza strutturata. Lo facciamo con Bilti, che è la divisione Digital Bank, quella che ho l'onore e la fortuna di coordinare, che invece strizza l'occhio alle piccole e medie imprese, soprattutto le piccole imprese. E lo facciamo poi con un team trasversale che è quello dell'investment banking, che collabora con tutti i desk e che, ci torno tra poco, ci ha consentito di portare anche nel mondo delle piccole imprese prodotti e strumenti che fino a poco tempo fa erano invece appannaggio sostanzialmente delle corporation. Vediamo se funziona. Perché abbiamo scelto di non essere solamente una banca digitale? Perché Bilti nasce da più di 1000 interviste con diversi imprenditori e con il contatto costante che abbiamo con tutti i player di questo mercato, e il primo riscontro è che il digitale al 100% non funziona, perché la scelta di finanziamento, la scelta magari anche dell'indirizzo strategico dell'azienda è una scelta che l'imprenditore non vuole fare con un bellissimo portale elettronico, o meglio non solo con questo, vuole al suo fianco qualcuno che possa condividere con lui questa scelta, vuole un umano al suo fianco. E per questo motivo noi abbiamo scelto di essere presenti sul territorio con una rete di relationship manager. È un nostro team interno, sono dipendenti della banca. E gli RM sostanzialmente portano la tecnologia di Limiti di Bilti all'interno delle aziende che diventano nostri clienti. Il problema, ci siamo però resi conto che la nostra rete di relationship manager sono 12 persone, noi abbiamo una vocazione fintech style per quella che è il nostro modello di business, non era assolutamente sufficiente ad essere presenti in modo capillare. Ricordiamoci, sono circa 1 milione le aziende potenzialmente da servire. E quindi ci siamo chiesti come potevamo essere maggiormente vicini al territorio. Le realtà associative come i confidi sono stati la naturale risposta, in quanto, l'abbiamo detto più volte nel corso di questo pomeriggio, hanno la nostra stessa mission, quella di aiutare e supportare il tessuto imprenditoriale, sono presenti in modo capillare, sono vicini alle imprese. In altre parole, abbiamo visto sostanzialmente nei confidi un'estensione della nostra presenza territoriale. E ogni confidi, coerentemente con il nostro modello di business, se decide di collaborare con noi, ha come referente un nostro relationship manager che di fatto gli funge da punto d'ingresso all'interno della banca. Lavorando con i confidi poi hanno preso forma, come dicevo, diverse forme di collaborazione, alcune anche molto recenti. La prima è la più tradizionale di tutti, che vede il confidi come ente garante in un certo ammontare, una certa percentuale di un finanziamento che viene erogato a favore di una piccola e media impresa. La seconda muove invece dall'attività più recente di erogazione diretta di finanziamenti da parte di alcuni confidi. I confidi ovviamente non sono banche, hanno una dotazione patrimoniale
per quanto rilevante ma più limitata di una banca, e in questo caso Bilti si è resa più volte cessionaria di alcuni portafogli di crediti che integravano i nostri parametri di intervento. La terza, che forse è la più innovativa e la più interessante, invece è quella in cui Bilti e il Confidi collaborano sin dall'inizio per creare insieme un portafoglio di crediti che rispetti determinati parametri che sono preventivamente condivisi sempre tra il Confidi e tra la banca. In questo modo, diciamo, il portafoglio lo costruiamo insieme. Non è necessario che il Confidi faccia la volata iniziale e poi speri che qualcuno compri questi crediti per potersi alleggerire e ripartire con la sua attività. Questi strumenti, coniugando la presenza territoriale del Confidi e quella che è la tecnologia nostra, tra tutte ad esempio il Credit Engine, che altro non è che un motore del credito che sostanzialmente ci consente di prevalutare con un'approssimazione molto elevata. Le uniche informazioni che ci mancano sono quelle che derivano dal consenso della privacy che ci deve dare il cliente finale, ma riusciamo a prevalutare con un intervallo di confidenza del 95-98% quelle che sono le imprese per noi affidabili e anche in quale ammontare possono essere affidabili. Questi strumenti quindi ci consentono di essere molto veloci, perché questo è un altro elemento chiave che ci riportano gli imprenditori. Io ho 25 anni che faccio credito alle imprese, non ho mai fatto nient'altro nella vita, e gli imprenditori si lamentano sempre dei tempi, perché il bancario ha una percezione tendenzialmente molto dilatata del tempo, in cui 3 mesi sono velocità estrema, mentre invece l'imprenditore velocità estrema è tra un'ora, un'ora e mezza, una settimana è già il futuro, tendenzialmente. Noi riusciamo in questo modo a dare una risposta molto veloce, molto rapida e molto attendibile. Da ultimo, la collaborazione sviluppata tra i Confidi e Bilti ci sta portando a importanti casi di successo perché, come dicevo, riusciamo a non portare solamente il credito, ma coerentemente col ruolo consulenziale che spesso hanno i Confidi nei confronti delle piccole e medie imprese, riusciamo a portare anche degli altre tipologie di prodotti che spesso andiamo a sviluppare in collaborazione con quello che è il nostro desk di investment banking. Tra tutti, ad esempio, siamo riusciti a portare linee di credito a supporto del working capital, quindi a supporto del circolante, che hanno però una forma stabile. Sono diverse dalle linee bancarie tradizionali che sono a revoca, quindi da un giorno con l'altro la banca ti può dire cortesemente finita, non si può più utilizzare la linea. Le nostre sono genericamente committate, cioè hanno una durata almeno di 24 mesi. Vuol dire che l'imprenditore che lavora con noi sa che per 24 mesi, se tutto va bene, se ricorrono le condizioni, può utilizzare una linea senza dover temere che questa linea venga revocata. Strumenti a copertura del rischio tasso, non solo strumenti come l'IRS, ma anche strumenti un po' più evoluti che consentono di abbattere il costo del rischio tasso, chiudendo ad esempio le fluttuazioni all'interno di un binario. In questo modo il costo viene abbattuto, ma l'imprenditore può fare un minimo di simulazione e dire, che ne so, se oggi lo spread e se oggi l'Euribor quota 4%, dire va bene, io mi prendo il rischio fino al 5, ma non voglio prendermelo oltre, e lo trasferisce sulla banca. Prodotti assicurativi e poi tradizionali, conti bancari, servizi di monetiche e quant'altro. Per concludere, il momento è sicuramente complicato e difficile, ma il Paese non può permettersi di smettere di innovare. Il ruolo dei Confidi oggi più che mai è centrale e lo sarà ancora di più alla luce della riforma che ci ha anticipato prima il sottosegretario, per far sì che le risorse finanziarie vengano convogliate verso le imprese. La tecnologia e l'approccio umano coniugato, Bilti più Confidi, possono insieme essere più forti della somma dei singoli. Insieme possiamo dare credito al futuro. Grazie. Il Fondo Europeo per gli Investimenti ha iniziato la sua operatività in Italia nel 1996. La sua missione è quella di sostegno alle PMI attraverso i prodotti di garanzia,
gli investimenti nei fondi di capitali di rischio ed anche il credito diretto. Sempre attenti a tematiche specifiche quali i temi ESG, l'innovazione e la trasformazione digitale. Ancora una volta li troviamo accanto alle PMI, da sempre peraltro partner dei confidi. Raccontaci quali nuovi prodotti possono aiutare i confidi nella loro attività in alternativa a quella che è il Fondo Centrale di Garanzia. Sì, buonasera a tutti. Anch'io rinnovo il ringraziamento per l'invito e essendo anche in fine giornata è anche più facile per me dire certe cose che già sono state dette o comunque far sì che ci sia un filo conduttore in quello che vi andrò a raccontare. Solo capire come funzionano le slide. Sì. Allora, un modo molto semplice, veramente 2 parole su cos'è FEI, cos'è il Fondo Europeo di Investimenti. In effetti io sono da 20 anni a Lussemburgo e ogni tanto mi dicono come va a Bruxelles, esatto, quindi capisco che con tutti gli organi europei e con tutte le agenzie europee ogni tanto ci sia ancora un po' di confusione o percezione o banalmente la nonna mi dice come vanno i tassi? No, quella è la BCE, io sono BEI, un'altra cosa. Quindi permettetemi un minuto veramente per dire chi siamo. Siamo gruppo BEI, quindi l'anno prossimo festeggeremo 30 anni, abbastanza giovani. Abbiamo, quindi facendo parte del gruppo BEI, vuol dire che non siamo solo BEI e se volete la cosa più importante è che abbiamo la Commissione Europea come azionista principale, il che vuol dire che mentre Mamma BEI va a finanziarsi sul mercato, ovviamente all'epoca con tassi che non sto a dire, e poi con le politiche dei 27 Paesi membri andare a sviluppare quello che sono appunto politiche europee, noi abbiamo un grandissimo impatto nella nostra attività di quelle che sono le tematiche europee che vengono direttamente dalla Commissione Europea. AAA, ovviamente in questo senso ci permette di avere anche un riconoscimento nel gruppo BEI di Banca Mutuale di Sviluppo e quindi abbiamo tutti quei benefici che poi attengono ai nostri tipi di servizi. E facciamo davvero i piccoli, quindi prendo delle parole di oggi, si parlava di nano imprese, sì, noi siamo esattamente qua. Quindi Mamma BEI, se mi permettete il termine, va più su finanza di investimento, quindi il San Gottardo, il Mose, la Brebemi, ok? Stiamo parlando di quel tipo di attività, ma non solo, noi di quelli non ci si occupa da un'idea che può essere creata in università fino a uno sviluppo più maturo di una piccola e media impresa che poi, lo ricordava il sottosegretario, si parlava anche delle small mid-cap e quindi de fatto quando l'impresa può stare in piedi diciamo da sé e andare al mercato. Quindi abbiamo tutta una paletta di prodotti che permettono appunto di accompagnare il soggetto a questo punto, perché diventa il soggetto da una fase molto embrionale, quindi ovviamente capitale di rischio, quindi classico private equity venture capital, fino poi invece a una fase più matura dell'impresa, per quanto sia nano imprese, quindi piccola, dove invece noi possiamo arrivare come garanzie. Ovviamente un fondo non è una banca, quindi ha il bilancio di un fondo è un bilancio molto semplice, 2 paginine è fatto. E quindi vuol dire che, se l'abbiamo sentito tantissime volte, si parlava dell'effetto leva, anche Livio menzionava l'effetto leva, per noi è preponderante, avere a disposizione una massa di fondi che però devono essere messi al mercato in maniera efficiente e si deve trovare dei partner che ci possano aiutare a farlo. Prendo le parole di Livio diceva andare ad abbinare una garanzia, o meglio dei fondi privati a dei fondi pubblici, perfetto, CDP, FEI abbina fondi pubblici a fondi privati e quindi ovviamente con un effetto moltiplicatore perché per quello che ci attiene, andando appunto con strutture di garanzie e di controgaranzie, no, fatto il rischio, o meglio, fatto i fondi resi disponibili dalla Commissione Europea 100, ovviamente questo permette di andare invece a mettere a terra, quindi a mercato, degli importi molto più importanti. Bene, i nostri mandati, ovviamente dipende, abbiamo diversi pilastri, come serviamo l'Italia veniva menzionato prima,
abbiamo 30 anni, anzi, dottor Tappi sempre ci ricorda un po' meno Italia, perché sono momenti in cui, giustamente, poiché noi si va a mercato e si deve andare dove c'è domanda, per anni abbiamo avuto situazioni per cui magari i polacchi non erano interessati ai nostri tipi di operazioni o di operatività, così come invece magari in altri tipi di soggetti. Quindi, ad esempio, nell'ultimo periodo la Spagna sta, come dire, prendendo molto come dire, vita, se mi passate il termine, in quello che sono le nostre attività. Però comunque l'Italia storicamente resta uno dei paesi, a parte essere fondatore dell'Unione Europea, ma resta uno dei paesi principali della nostra attività. Riprendo una battuta di prima, lo vedrete in fondo, le slide sono per tutti, sul mondo garanzie di italiani che fanno l'Italia siamo in 3. Più sono altre 2 persone che ci aiutano, però voglio dire, questo per darvi un'idea che il modello delegato, il modello, diciamo, il moltiplicatore anche nel come si lavora, quindi vuol dire che deve trovare degli interlocutori naturali che possano permettere anche a noi di far sì che da un'idea, o meglio, da un bisogno che viene trasformato come legislatore europeo in un mandato, questo poi possa essere sviluppato sul mercato. Mi piace molto, straordinario, che diventa permanente, l'abbiamo vissuto in prima persona. C'è stata la crisi del Covid, quindi noi abbiamo avuto in Europa uno stop, in un certo qual modo, di 1 anno dei fondi europei, e quindi i Paesi membri si sono inventati un diverso supporto. Il Fondo Paneuropeo per gli investimenti era quello, il piano Juncker che tutti conoscono. Da lì sono nate delle riflessioni che poi sono state prese, e quindi l'innovazione, il manuale di Oslo è molto chiaro, non è necessariamente andare sulla Luna, è fare in maniera diversa e migliorare quello che magari già si fa, poi sarà anche un processo. Ecco, quindi quello che voi vedrete nel prosieguo delle slide è che abbiamo anche noi cambiato modo di fare, perché giustamente il soggetto primo, cioè il mondo esterno, il soggetto secondo, il mio azionista, BEI e Commissione ce lo domandava, ma soprattutto, no, come posso io andare a servire meglio il mercato. Per darvi un'idea, una delle nostre, come posso dire, massime soddisfazioni qual è? Si parlava prima della Polonia. Bene, nel momento in cui ho messo a mercato qualcosa, dopo qualche anno un attore nazionale fa esattamente la stessa cosa, si parlava di fondo di garanzia, tassi di copertura elevati, senza commissioni, a quel punto cosa fa FEI, cosa fa la Commissione Europea? Fa un passo indietro. Perché io quello che faccio, o meglio, nella nostra missione, così come lo facciamo con i fondi di private equity, è di andare a fare da catalizzatore di quelle che sono le necessità del mercato, e quindi rendere, come dire, in inglese diremmo rendere aware, quindi rendere consapevoli gli altri soggetti intorno a noi che lì ci sono delle possibilità. Ma nel momento in cui il mercato di suo cresce, matura, fa da solo, a quel punto FEI fa un passo indietro e fa altro. Perché dico questo? Perché abbiamo completamente stravolto il nostro modo di fare. FEI, anche BEI, ma soprattutto FEI, nel passato andava per volumi, quindi il classico business plan in cui bisognava firmare X transazioni in X paesi che attenessero a diversi tipi di priorità che venivano date al FEI. Ultimamente invece no, siamo per temi, abbiamo obiettivi tematici, quindi li trovate, sono comunque comuni, quindi l'ambito sociale, la sostenibilità, piuttosto che l'innovazione, per cui abbiamo radicalmente cambiato, quindi ecco la straordinarietà che diventa permanente. Se prima eravamo in un certo qual modo veicolati nel fare tanto e far di più, adesso si deve fare meglio, anche perché ricordo, nel mio piccolo caso particolare, siamo in Unione Europea, siamo in 27, non c'è più l'Inghilterra. L'Inghilterra, per quanto è sempre stato un paese membro che riceveva più fondi europei di quanti ne mettesse, nel mondo delle garanzie, sì, il mio collega faceva tantissimo, ha sempre fatto tantissima fatica a mettere prodotti di garanzia. Per il venture capital c'erano praterie sterminate, ma per fare prodotti di garanzia ovviamente quello era impossibile. Per cui paesi come l'Italia, la Francia, ma anche altri paesi che invece
avevano, come dire, un mercato meno maturo, anzi hanno un mercato meno maturo nelle private equity, però un mercato più sviluppato nelle garanzie, e voi ne siete, come dire, la prova vivente, ovviamente beneficiavano, quando c'era l'Inghilterra all'interno dell'Unione Europea, di ammontare di finanza maggiore, cosa che invece adesso non abbiamo. Quindi, se vogliamo, una fase emergenziale che è finita, che però comunque ha portato ancora strascichi, che ha fatto migliorare e cambiare il nostro modo di lavorare, finanza meno disponibile, in un contesto comunque ancora complicato, noi per primi ci siamo completamente stravolti e abbiamo dovuto reinventare, o in un certo modo migliorare con l'innovazione, quello che già si faceva. Quindi, cosa succede? Il mandato principale, o uno dei mandati principali che FEI e BEI gestiscono per la Commissione Europea nel periodo 2021-27, ma in effetti nel 2021 ci siamo bruciati col Covid, quindi praticamente tutto è partito a metà del 2022, è questo piano InvestEU, dove ancora una volta la Commissione dà mandato a Paesi membri più a FEI e BEI di poter mettere a terra quelle che sono queste tematiche che abbiamo visto. Però ovviamente le tematiche, se vogliamo, rispetto a cosa è successo nel passato, è che fatto 100, se vogliamo, i volumi resi disponibili per il mercato dati a FEI, 50 sono sul nuovo prodotto di garanzia della sostenibilità. Detto in modo diverso, non si è venuti meno quello che erano le esperienze positive e pregressi di altri tipi di accordi di garanzie che quindi sono stati mantenuti, ovviamente però con una riduzione dei volumi disponibili o resi disponibili per poter andare a implementare come fatto negli anni passati. Bene. Perché dico questo? Perché quello che abbiamo fatto, quello che ci è permesso di fare è, ok, allora ho soggetti molto più richiedenti, il mercato comunque esce un po' da una bulimia delle garanzie gratuite, quindi si torna più o meno alla normalità. Cosa fa questo nuovo mandato dell'Unione Europea? È mettere insieme tutti i singoli prodotti di garanzie che prima avevamo sotto un unico casa, appunto InvestEU. Quindi voi lì nelle slide troverete che de fatto, tranne il quarto, cioè la sostenibilità, tutti quegli altri sono praticamente i successori di mandati precedenti che ovviamente sono stati migliorati, quindi ed ecco l'innovazione e l'interesse anche di parlare con soggetti come voi. Io sposo questo tipo di idea da un po' di anni, non posso servire ciascuno dei confidi, non posso fare, indipendentemente dai volumi o meno disponibili, ma non posso andare a presentare al mio consiglio di amministrazione 350 operazioni sull'Italia. Okay? Già quando ne vedono 15 cominciano un po' a traballare, ma perché? Perché vedono il numero, non vedono gli ammontari. Ovviamente nel mercato portoghese ci sono 5 attori ed è fatta. Nel mercato italiano ce ne sono probabilmente più di 500, perché giustamente si ricordava prima, non faccio solo intermediari finanziari, faccio intermediari finanziari, non solo banche. Okay? Quindi l'idea è che, ed è questo che poi porto avanti oggi nella discussione con voi, è che eventualmente si potrebbe pensare, e vorrei tanto pensare, che magari si possano mettere insieme diversi confidi, diverse anime, e quindi nel momento in cui io ho che magari tra di voi c'è chi più è, indirizzato al sociale, possa però beneficiare insieme ad altri soggetti nello stesso tipo di contratto, magari più sul sostenibile o sull'innovazione. Quindi la innovazione che abbiamo sotto InvestEU è che, sembrano sciocchezze, ma vuol dire ridurre il carico burocratico. Io posso avere un solo soggetto o più soggetti che fanno un'unica domanda, quindi banalmente non devo scrivere per 7 volte la stessa cosa perché mi interessano 6 prodotti diversi. Si può beneficiare di avere un solo contratto, di una sola approvazione, perché ovviamente questo mi permette di servire ciascuno 2 o 3 confidi che magari sono più sul sociale, 2 o 3 confidi che magari sono più sull'innovazione, altri che sono più interessati sulla sostenibilità, e quindi mettere tutti insieme con un capofila, e questo mi permette ovviamente di fare, più volumi e andare anche a avere un maggiore impatto di quello che sono le mie prerogative, perché comunque la Commissione Europea mi chiede un valore aggiunto nell'andare a fare. Va da sé che nel momento in cui metto una struttura per cui sto dando una garanzia o sto dando una controgaranzia, questo accelera e incrementa ancora di più e maggiormente quelle che sono le finanze date. Ora, ci sono per ciascun prodotto
ci sono delle slide dedicate in cui si spiega cos'è, cosa non è, come funziona, che dirigibilità. Va da sé che in un consesso come questo io non posso in 5 minuti, no, farlo, anche perché A, vi annoierei, B, probabilmente vi resterebbe poco, ed è il motivo per cui le ho messe, proprio perché, come dire, a mente fredda e rilassati, insomma, si possa rileggere tutti insieme, e ovviamente poi da 2 giorni è anche occasione di poter parlare con voi. Per me quello che era importante era, e chiedo scusa, devo veramente andare in fondo, dove si parla del processo di applicazione, eccolo qua, perché è quello che per me è veramente più premiante oggi. Quindi, detto in modo diverso, in sala ci sono dei confidi che hanno avuto delle esperienze con FEI su un determinato tipo di prodotto nel passato, benissimo. Ce ne sono altri che non hanno mai, tra virgolette, sentito parlare di FEI perché non hanno mai operato, benissimo. Per me quello che è premiante è dire ok, va bene, sediamoci intorno a un tavolo, abbiamo già cominciato a farlo e cerchiamo di convogliare le istanze che voi avete di modo che si possa divenire a una struttura di un'operazione che sia anche rotonda, ma per me quello che è importante è che sia valore aggiunto, perché ancora una volta l'obiettivo di FEI è andare verso la piccolissima e media impresa. Detto in modo diverso, il grande gruppo italiano, io sono originario di Brescia, sono 20 anni che sono a Lussemburgo, ma probabilmente il piccolo imprenditore in Val Trompe, in Val Sabia, Val Camonica, parlo ai bresciani, viene raggiunto da un intermediario finanziario che sta lì, okay? Difficilmente viene intercettato da soggetti più grossi. Quindi per me è di tutto beneficio poter sapere che grazie a questo tipo di attività si va, no, a cogliere opportunità per l'imprenditore via il Confidi, o meglio via la banca di riferimento territoriale e di conseguenza via il Confidi, magari anche combinando con una garanzia diversa. Mi spiego. Un'altra novità di famosa innovazione che noi abbiamo introdotto con il nuovo mandato investivo è che mentre prima ogni singolo prodotto aveva un tasso di copertura definito, tipo 50%, 80% nel sociale, ora è modulabile. Quindi si parlava prima di abito sartoriale, abito fatto su misura. Noi si dice ok, va bene, entro con Confidi Stefano Bragoli, una garanzia per il sociale. Benissimo, la garanzia può arrivare fino all'80%, però nulla vieta che per motivazioni diverse il Confidi dica, no, sai cosa c'è? Prendo solo il 50%, prendo solo il 35%, no, vado al 74% perché giustamente so che ho di fronte a me, la PMI, la impresa, e quindi sono io in totale indipendenza che vado a scegliere qual è il tasso di copertura che voglio su quel tipo di attività. Ancora una volta sembra banale, però aver permesso all'intermediario finale, che poi di fatto è il fruitore ed è quello che mette a terra, in questo caso il prodotto di garanzia, una libertà nel scegliere quale tasso di copertura, va anche con i margini, va anche con lo spread, va anche col tasso di copertura della garanzia, che vuol dire va anche con la commissione di garanzia. Bene, perché volevo fermarmi su questo e vi rubo veramente poco tempo? Sono bandi pubblici, per cui c'è tutta una documentazione a supporto del nostro sito. Ovviamente l'unico caveat è tutto in inglese, sì, lo so. È uno dei grandi ostacoli ancora oggi, 2024, dell'Europa. Non pensate che i francesi siano diversi, non pensate che i tedeschi siano diversi, non pensate che gli spagnoli siano diversi. Quindi comunque noi nel nostro interno si cerca di aiutare anche in una fase iniziale quello che è la presa visione, la documentazione da fare. Ciò che è importante è che, esempio, sembra shock, un'altra piccolissima innovazione. Una volta ci voleva la classica carta stampata col DHL mandato al FEI Lussemburgo, adesso basta un PDF. Ancora una volta è stupido, assolutamente, sono il primo a dirlo, però per far digerire questa cosa qua alla Commissione Europea non ci abbiamo impiegato una settimana, ok? Quindi poi giustamente si arriva dall'altro lato dell'Italia, posta certificata. No, PDF, solo che devo comunque, sono dovuto andare, a raccontare, non io, meno male, ma i miei colleghi sono dovuti andare a raccontare alla Commissione Europea che un PDF firmato e alla bisogna si poteva andare dall'intermediario a chiedere la prova cartacea, era più che sufficiente per iniziare un processo. Ancora una volta siamo nel 2024, sembra impossibile, però ogni tanto ci si scontra ancora su delle cose, su delle tematiche per cui aspetta un attimo, fammi ragionare. Burocrazia italiana non è da meno, capisco, quindi, però ancora una volta è una sciocchezza, ma
si lancia il processo via un PDF, una domanda in cui l'intermediario dice chi è, chi non è, cosa vuol fare, e questo praticamente poi cominciano interazioni, quindi anche in fase di due diligence, e quello che volevo dire era perché è interessante, perché, e quindi chiudo, perché per me la cosa più bella in assoluto che siamo riusciti a fare è avere un solo contratto, di un accordo di garanzia, voglia che sia una garanzia diretta o una controgaranzia. Quindi mi spiego ancora una volta, e cerco di repetita iuvant, si diceva una volta, siete 6 soggetti anche diversi, non collegati, che fate cose diverse, siete interessati a un programma europeo, ciascuno per il proprio, venite con una sola domanda, ci sarà una sola firma del contratto, cioè meglio sarà un solo contratto che regolerà, se sono 5 prodotti, i 5 prodotti diversi, in un modello completamente delegato dove siete voi, e quindi arrivo con l'ultima battuta, io avrò che, essendo un trentenne, FEI, non sono più trentenne, essendo un trentenne FEI con, non ricordo più se siamo 800 dipendenti, ma di fatto quando io apro a, non so io, 50 intermediari diversi, io avrò 50 agenti FEI, non nascosti perché li conosco benissimo, che in effetti conoscono molto bene quel prodotto e riescono a interagire con me, e quindi poi si impara insieme, strada facendo, e quindi è come se il FEI avesse in ciascun intermediario finanziario convenzionato un proprio dipendente, largo circa, che conosce perfettamente cosa sono i prodotti nostri e quindi si riesce a interagire. Benissimo, finisco. Solo per farvi vedere. Dov'è? Eccoli qua. Questi 7 personaggi, quindi io ho il piacere e l'onere e tra l'altro se voi mi avete seguito negli anni passati, all'epoca si menzionava, ok, c'è un dipartimento team che fa solo innovazione, c'è chi fa solo la sostenibilità, c'è chi si rende conto del famoso COSME, si menzionava prima, adesso si legge semi-competitivismo, ma è la stessa cosa, c'è chi fa solo microsociale, beh adesso no, siamo, come vedete, 4 italiani più un ragazzo splendido Fran Vuletic, croato, che parla benissimo italiano, caso vuole che 3 dei 4 siano il mio team, quindi, come dire, pronti via. Mi piacerebbe parlare ancora di più con voi di InvestEU, aggregante, quindi non 90 confidi, 90 applicazioni, e siamo veramente al vostro servizio. Grazie. Grazie Teresa, con questo si chiude la prima sezione dei lavori, iniziano i lavori, inizieranno domani mattina alle 9:30, che dire, è stato un pomeriggio molto denso, penso che avete apprezzato che sotto l'aspetto del mondo politico che è intervenuto ci sia sicuramente una massima disponibilità e dialogo. È una nuova cosa che si apre in questo momento, qualcosa forse, se come ci ha detto l'onorevole Bitonci, riusciamo già da subito a portare a casa, ma penso che sia da apprezzare il cambio di approccio che c'è stato rispetto a altri periodi della politica verso il vostro lavoro che tutti i giorni portate a casa in maniera encomiabile. Buona serata a tutti.